buono, amore. Amore. Buongiorno, buongiorno da Napoli, Dima, buongiorno da Napoli, grande Dima. Come ça va? Ça va bien, très bien, très bien. Buona giornata a tutti, barlettani e non. Un buongiorno speciale da Lelli Rosso che vi augura il meglio del meglio. E vi faccio vedere anche il mare stamattina, dai. Ci spettacolo che andiamo a Barlì. Spettacolo. Oggi voglio fare gli auguri ai miei due nipotini che si sono sposati ieri al comune, anche se non c'è stata nessuna festa, però l'amore vince sempre, l'amore vince sempre. Auguri a Simone e Raffaele, di vero cuore, un abbraccio forte, faremo la festa, non vi preoccupate, state tranquilli, c'è sempre tempo di fare la festa, però il fatto che vi siete sposati anche in questo momento di caos vi fa onore, vuol dire che vi amate e vi volete tanto bene. E allora, buongiorno, oggi è venerdì 9 aprile e stasera faremo una bella diretta, ragazzi, vi annuncio che faremo una gran bella diretta alle 9:30 circa, alle 21:30 circa. Chi si vuole sintonizzare sulle nostre emittenti di Facebook, YouTube, anche su YouTube. Buongiorno. Faremo una bella diretta stasera perché parleremo del problema che mi sa che ieri c'è stato anche, mi sa che oggi sulla Gazzetta c'è un articolo proprio che i carabinieri hanno preso in mano la situazione per vedere se c'è qualche anomalia, ma queste cose sinceramente ti fanno cadere le braccia, perché non bisogna arrivare a questo punto, non bisogna arrivare. Oggi si lavora come al solito, una bella giornata, già si vede che c'è un bel sole. Buongiorno Tina, buongiorno Tania, buongiorno Lena Maria, buongiorno Francesco, buongiorno Giuseppe, buongiorno Regino, buongiorno Michele, buongiorno a Tonelli, buongiorno a Giuliano, buongiorno a tutti. Enza, buongiorno. Mamma mia, che bello. Buongiorno a Katia, buongiorno. Oh, quanti amici che ci siete, oh, grazie. Ora vado da mia sorella Irene che mi deve dare la parmigiana, così oggi mangiamo solo parmigiana. Michele Corvace, buongiorno, ciao Michele Meri, buongiorno amici, buongiorno. Che sia veramente un giorno buono, che ne abbiamo veramente bisogno. Buongiorno signora Immacolata, buongiorno. Vediamo, che dici mia sorella? È pronta? Metto qua un attimo, ragazzi, scusate. Ciao amore.
one life, white lies. E allora dicevo, scusate amici per questo inconveniente di 1 minuto o 30 secondi di interruzione. Buongiorno Biagio. Dicevo che alla gente barlettana, specialmente a quelli che amano Barletta, ragazzi, non parlate a Bambera, che se le cose non le sapete, non parlate, che io poi ci parlate. Poi dovete capire una cosa, che noi siamo una città che vogliamo migliorare, noi cittadini. Buongiorno signora Vicchi, buongiorno Anna Maria, buongiorno a tutti ragazzi. Dicevo, bisogna accontentare, bisogna accontentarsi. No, non bisogna più accontentarsi, bisogna veramente mettere tutti, mamma, questo sole non ti fa vedere niente proprio. Buongiorno Luigi Iodice, ciao Irene, buongiorno, la parmigiana e la spuma, grazie amore mio, che sorella che ho, che mi ama, come ama tutta la famiglia, logicamente. E dicevo amici che per quanto riguarda la nostra barlettanità, la dobbiamo tenere più a cuore questa città, perché noi non possiamo fare più gli sbagli che hanno fatto tanti anni fa. Ci vuole un nuovo piano regolatore, ci vuole il PUC, tutte queste cose che danno miglioria alla nostra città, perché la nostra città è bella, non ci manca niente cari amici, non ci manca niente. Siamo una bella città e qualsiasi forestiero che viene a Barletta a farsi la passeggiata il giorno, 2 giorni, non se ne vuole andare più, perché qui c'è vita, c'è tutto, non abbiamo bisogno di niente. E perché non fare le cose con criterio e soprattutto di rivalutare tutto il castello, perché il castello è una cosa stupenda, è uno dei monumenti migliori in Europa, per non dire nel mondo. Ma veramente noi ci possiamo andare di un castello che nessuno ce l'ha, noi abbiamo la storia, noi abbiamo ancora Cane della Battaglia a zero, dove lì ci può nascere una cittadella che veramente può succedere di tutto in quell'area. C'è cultura, c'è storia, è un po' di turismo, sai cosa ne esce fuori in quella zona? Mondaltino stesso, cioè bisogna rivalutare queste cose. Abbiamo avuto questa Villa Bonelli abbandonata, cioè io non lo so, questi politici che non vogliono lasciare un segno, cioè voi cari politici che vi fate votare, perché secondo me il fatto della 50 euro è una cazzata, sì ci saranno ma è una minima parte, però cari politici che vi votano perché conoscete l'amico, l'amica che ha fiducia in voi, lasciate un segno buono, questo è il mio auspicio, che quando un politico non dica ma fratello all'est non fiora sto paese, noi che adesso siamo munnezzi, i tempi sono cambiati, i problemi ce ne sono di più, però dai, cercate di essere più campanilistici, più che amano la propria città, non a chiacchiere, perché i chiacchieri si portano via. Dai amici, dai, forza, cerchiamo di essere realistici, che abbiamo bisogno di gente realistica. Che bella passeggiata che mi sono fatta stamattina, tutti nella mia car, Barletta West. Una buona giornata, un buon venerdì ragazzi. Maruoto c'è al 9, mamma mia. Non abbiamo 10 oggi, 9 o 10?
Guardate, non mi sbaglio. Sì, sono ancora una bambina, un po' italiana, un po' marocchina. Lui è di Porto Rico, se mi piace per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il gesto per sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto. Per la mia 9, grazie Mary, grazie. Eh sì, perché ieri si sposò la mia nipotina, Simona con Raffaele al comune. Perché di guagnare, voleva festeggiare, ma non c'è stato possibile, non c'è stato possibile. E con questo sole, con questa via di via Ferdinando d'Aragona dove abbiamo fatto la gioventù, l'infanzia qua, vi auguro una buona giornata e un buon venerdì. Stiamo buono, forza Roma! Ieri sono stato strafelice della Roma che ha vinto, ho fatto il tifo, io sono juventino, ma in questo caso faccio veramente i complimenti alle squadre italiane come la Roma, la grande Roma, dai Roma, sono stato felicissimo, da italiano speriamo che andiamo avanti. Buona giornata a tutti raga, yes. Quando mi vengo spiego, ballit, yes. Stasera alle 21 vi aspetto, 21:30 vi aspetto per la diretta, ragazzi, non mancate. Buona giornata a tutti ragazzi, ciao.